Alleluia. Leggiamo nel Nuovo Testamento in Luca capitolo 17 dal primo verso. Appena trovato vi invito ad alzarvi in piedi come già facciamo. Gloria al Signore, cosa buona onorare la parola di Dio. Alleluia. Luca 17 dal primo verso fino al verso 6. A Dio sia la lode e la gloria. Disse poi ai suoi discepoli: è impossibile che non avvengano scandali, ma guai a colui per cui avvengono. Sarebbe meglio per lui che gli fosse messa al collo una macina da mulino e fosse gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno solo di questi piccoli. Badate a voi stessi. Se tuo fratello pecca, riprendilo. E se si pente, perdonalo. E se ha peccato contro te 7 volte al giorno e 7 volte torna a te e ti dice: mi pento, perdonalo. Allora gli apostoli dissero al Signore: aumentaci la fede. Il Signore disse: se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo sicomoro: sradicati e trapiantati nel mare, e vi ubbidirebbe. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Alleluia. Gesù sta istruendo i suoi discepoli, gli apostoli, in modo particolare gli apostoli. Alleluia. E ancora in questa mattina vuole istruire noi. E dice Gesù, parlando ai suoi apostoli, ai suoi discepoli: è impossibile che non avvengano scandali. Noi abbiamo a volte la percezione, l'idea, la convinzione che la Chiesa è fatta da uomini perfetti. Voglio smentire questa convinzione, non è così. Però la Chiesa va amata lo stesso. Amen. La comunità locale dove il Signore ci ha messo va amata lo stesso. Amen. Perché amiamo Gesù. Amen. E se amo Gesù, non posso non amare la sua Chiesa, Amen. perché siamo la sua sposa. È qualcosa che Lui ha istituito. Amen? Però il Signore ci fa comprendere che anche nella Chiesa, dove dovremmo essere tutti vicini alla santità, la realtà è che così non è. C'è qualcuno, ahimè, che non è di esempio, anzi, fa scandalo. Il suo comportamento non onora la parola, non onora Cristo, e si comporta come a volte il peggiore dei peccatori. Eppure così non dovrebbe essere, ma così è sempre stato. Lo dice Gesù. È impossibile che non avvengano scandali. Però continua l'insegnamento, dice: ma guai a colui per cui avvengono. Guai a chi danneggia la Chiesa del Signore. Alleluia. Guai a chi parla male dei figli di Dio. Guai a chi offende la Chiesa di Cristo. E io voglio dire amen, Amen. Amen. perché apparteniamo a Cristo e siamo costati a Cristo. Sofferenze atroci. Amen. Il suo sangue. Siamo costati. Gloria a Dio. E purtroppo avvengono gli scandali.
avviene chi si comporta in un modo non credente, da non credente, da non cristiano, e dà una brutta testimonianza. Non ci dobbiamo sorprendere, ma dobbiamo rimanere radicati nella parola di Cristo, Amen. nella sua Chiesa. Amen. Amen. Alleluia. Purtroppo, dopo tanti anni, ne ho sentito tutti i colori, e credo di non meravigliarmi più, ma sempre mi meraviglia qualcosa, onestamente. Fratello, io non vengo perché, come si è comportata quella famiglia, la famiglia pagherà le proprie conseguenze. Chi si è comportato male pagherà davanti a Dio. Ma tu, a chi hai aperto il tuo cuore? Gesù è nel mio cuore. Amen. Se nel tuo cuore sappi che Gesù vuole che tu continui a venire in chiesa. Amen. Siamo d'accordo? Amen? E chi si comporta male, non guardiamo né a destra né a sinistra. Amen? Non guardiamo neanche ai pastori che possiamo sbagliare. Non dobbiamo, ma possiamo. Come tutti noi possiamo sbagliare. Ecco perché Gesù dice in modo saggio, con tanto amore, badate a voi stessi. Amen. Alleluia. Lo dice a me, bada a te stesso. Poi bada al gregge che io ti ho affidato. Bada a te stesso. Oh. Amen? Amen. Gloria a Dio. Ciascuno di noi deve badare a se stesso. Amen. E se badi a te stesso, non puoi badare agli altri. Non guardare agli altri. Se si rendono colpevoli, pagheranno. Dio è buono e perdona, ma guai a chi fa del male a uno dei miei piccoli, dice il Signore. Vedete con quanto amore Lui considera la sua Chiesa, i miei piccoli. Tu sei il piccolo di Gesù. Amen. Alleluia. Non è un modo di dire così, ma rende l'idea di quanto il Signore tenga a ciascuno di noi, Amen. il suo piccolo. Mi piace pensare, io sono il suo piccolo. Amen. E voglio continuare a essere il tuo piccolo, Signore. Amen. Voglio le tue coccole, Amen. i tuoi insegnamenti, la tua vicinanza, il tuo abbraccio, Signore. Amen. Amen. La tua intimità, Signore. Io non guardo agli altri. Alleluia. Io sono stato chiamato a predicare la parola a tutti, dall'inizio alla fine, dalla Genesi all'Apocalisse. Amen. Alleluia. Tutta la parola di Dio fa bene. Amen. Ci insegna. Ha parlato Gesù dello scandalo, guai a chi scandalizza e guai anche a chi si lascia scandalizzare. Vogliamo continuare a servire il Signore. Amen. Amen. In questi tempi il nemico si sta scagliando contro la Chiesa del Signore. Alleluia. Ma noi sappiamo che la Chiesa andrà sempre avanti. Amen. Sapete perché? Perché la edifica Gesù. Amen. Io edificherò la mia Chiesa. Lo dice Gesù. A me? E le porte dell'Hades, dell'inferno, non potranno mai vincere. Gloria a Dio. Dopo tanti secoli, ancora oggi la Chiesa del Signore c'è. Amen. Testimonia, annuncia la sua parola. Amen. Amen. E vogliamo continuare a farlo e a servire il Signore indipendentemente. Da chi scandalizza, indipendentemente da chi lascia. Purtroppo c'è chi lascia, chi si allontana, non vuole frequentare più. Non ci dobbiamo scandalizzare, andiamo avanti, perché se ne va uno e ne vengono due. Siete d'accordo? Se ne va uno e ne vengono due, tre famiglie. Gloria a Dio, ci vorrà tempo, ma l'opera è del Signore. Amen. Noi dobbiamo predicare la parola di Cristo. Amen. Alleluia. E poi dice,
è un meraviglioso insegnamento riguardo al perdono. Se tuo fratello pecca, ma a chi si riferisce? Al fratello carnale o al fratello spirituale? Al fratello carnale dobbiamo anche perdonare le nostre famiglie, perdonarci in famiglia, ma anche nella famiglia di Cristo. Noi siamo una famiglia, no? Fratello, sorella, pace. È vero, ci chiamiamo fratello, sorella. Veramente dobbiamo essere una famiglia in Cristo, dobbiamo amarci gli uni gli altri, però possiamo anche sbagliare tra di noi. E se tuo fratello pecca, riprendilo con amore. Guarda, hai sbagliato, mi hai offeso. Se si pente, perdonalo. Vero, ma non ero in me, perdonami, ho sbagliato a parlare. Oh, non c'è niente di male, ci si dimentica tutto e ci si ama, come prima e più di prima. È vero? Amen. E se ha peccato contro di te 7 volte al giorno? Diventa un po' più difficile. Però Gesù dice, se ha peccato contro di te 7 volte al giorno e 7 volte torna da te e dice, mi pento, perdonalo. Ora, i discepoli, come noi, hanno ascoltato questo insegnamento di Gesù, no? A un certo punto gli dicono, guarda Gesù, maestro, aumentaci la fede. Come dire, tu ci insegni cose buone, ma è difficile. Aumentaci la fede. Guardate la risposta di Gesù. Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo sicomoro, un albero, sradicati e trapiantati al mare, e vi ubbidirebbe. Cosa mi fa capire questa risposta? Ma se ci fosse qualcosa da aumentare, io lo aumenterei pure. È che non avete proprio fede. Ho capito io? Amen? Amen. Amen. Se ci fosse qualcosa da aumentare, io lo aumenterei, ma se aveste fede, è che non l'avete, ma se aveste fede quanto un granello di senape, che è una cosa minima, piccolissima, che potente operazione potreste anche voi fare. Dire a un albero, sradicati, trapiantati al mare, nel nome di Gesù. Vi ubbidirebbe. Amen. Amen. Alleluia. E allora dobbiamo servire il Signore per fede. Dobbiamo vivere per fede. Dobbiamo pregare esercitando la fede. E allora se hai fede, comprenderai e capirai che deve annullarti. Se vuoi continuare a guardare a Cristo nonostante gli scandali. Amen. Amen. Se hai fede nel Signore, comunque comprenderai che siamo tutti fallaci. E non è che sbagliano solo gli altri, sbagli anche tu, sbaglio anche io. E se qualcuno dice, perdonami, amen. Gloria a Dio, fratello, ti perdono nell'amore del Signore. Amen. Alleluia. Amen. Perché così fa anche il Signore con te, con me. Con me mi perdona, non so voi, ma io mi sento perdonato dal Signore, perché sbaglio continuamente. Non vorrei, ma sbaglio. Alleluia. Vogliamo avere fede nel Signore. Amen. Fede, gloria a Dio. È il segreto, la fede di ogni vittoria. Amen. Amen. Alleluia. Ma la fede da dove viene? Romani capitolo 10, versetto 17. L'Apostolo Paolo, scrivendo ai Romani, così dice: così la fede viene dall'udire, e l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo. Amen? Amen. Cosa vuol dire questo? Se ascolti la parola di Dio che viene predicata fedelmente, con fede, tu ricevi fede. Amen? Amen. E più ascolti la parola, più la fede cresce in te. Amen. Alleluia. Amen? Amen. Ecco perché è cosa buona. Prima di tutto predicare la parola di Dio.
Che la parola di Dio sia al centro del culto, Amen. al centro della nostra vita. Amen. Perché onorando la parola di Dio noi onoriamo Dio. Amen. La fede cresce in noi Amen. e comprendiamo alcune cose che dobbiamo accettare per fede. Amen. E quando preghiamo, pregheremo con fede, Amen. perché la fede abita in noi. Amen. Amen. Alleluia. La fede mostra la potenza di Dio. Amen. Se il Signore mi dice anche tu, se preghi con fede, puoi persino dire a un albero, sradicati da qua. Tu non sei il creatore, non sei Dio, sei un discepolo di Cristo. Ma hai fiducia nella parola di Cristo e nella persona di Cristo. Amen. Tu sai che quella richiesta non la fai per le tue possibilità, potenzialità. Tu fai quella richiesta perché hai fiducia piena nella potenza di Cristo. Amen. 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 Questo è l'insegnamento di Gesù che dà ai suoi discepoli. Cioè, sta ascoltando quelle cose. Guai chi scandalizza. Perdono, Signore, aumentaci la fede, che siamo così piccoli, miseri. Aumentaci la fede. Se ce l'aveste la fede, quando un granello di senape, potreste dire a questo monte sradicati Amen. e vi ubbidirebbe. Gloria a Dio. Cosa vogliamo dire questa mattina al Signore? Io credo in te, Signore. Amen. Amen. E per fede accetto la tua parola, Signore. E per fede sarò radicato nella tua chiesa, Signore. Amen. Per fede, quando pregherò, riceverò. Amen. Amen. Alleluia. E per fede, io so che tu spezzerai ogni catena. Amen. E per fede, vedrò la gloria tua, Signore. Amen. Alleluia. E per fede, il cielo sarà la mia patria. Amen. Alleluia. E per fede, annuncerò il tuo nome. Alleluia. Gloria a Dio. E per fede, io vivrò. Amen. Alleluia. Gloria al Signore. Vogliamo ringraziare il Signore per la sua parola. Sapete, a volte la parola è così morbida, è così dolce, a volte un po' più dura, però come abbiamo letto, produce sempre la fede. Amen. E io dico grazie per ogni tuo insegnamento, Signore. Amen. Alleluia. Gloria a Dio quando mi parli che sei morto e sei risorto, me lo ricordi, che sei con me, mi aiuti, mi consoli. Gloria a Dio. E gloria anche a te, Signore, quando tu mi insegni a come vivere cristianamente, Amen. onorando il tuo nome. Amen. Amen. E mi fai capire che la Chiesa deve essere importante per la mia vita. Come tiene alla tua famiglia, tiene alla Chiesa di Cristo. Amen. Amen. Gloria a Dio, amiamo la Chiesa del Signore, amiamola di più. Se fosse possibile, viviamo nella Chiesa del Signore. Alleluia, e saremo benedetti dal Signore. Amen. Stiamo attenti a portare onore alla Chiesa di Cristo. Purtroppo ho sentito con le mie orecchie. Ma da voi viene, adesso grazie a Dio non vengono più, ma viene quel... la Chiesa del Signore è aperta a tutti. Anche il peggiore dell'uomo può entrare in Chiesa, purché poi si ravveda. Ma quelli non si sono ravveduti, quella continua, quella ha tradito il marito, quella è così. Cose brutte. Dico solo Dio abbi pietà Amen. e fa che in qualche modo possano ravvedersi. Amen. Perché non si ha idea, si sottovaluta che un giorno renderemo conto a Dio. Amen. Anche della testimonianza. Amen. È come se si traviggesse ancora Gesù sulla croce. Quando volontariamente tu pecchi, ti vai di nuovo nel peccato, vai di nuovo lì, come i maiali, a stare con i maiali nel fango. Il peccato questo è fango.
o no? Amen. Siete d'accordo? E dopo aver conosciuto la grazia di Dio, aver compreso, e qualcuno, fratelli, lasciatemi, dopo essere stati anche battezzati nello Spirito Santo, che non è sinonimo di santità. Non pensate che chi è battezzato nello Spirito Santo è perfetto, è un dono immeritato. Si apre il cuore e credi, ricevi il battesimo nello Spirito Santo. Amen. Ma non è sinonimo di santità. Quel bada a voi stessi vale anche per chi è battezzato nello Spirito Santo. Amen. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. Dopo aver ricevuto la grazia di Dio, essere stati battezzati nello Spirito Santo, tornare al peccato, facendo male alla testimonianza della Chiesa. Signore, abbi pietà di noi. Amen. Alleluia. Aiutami a badare a me stesso, Signore. Ti chiedo questo, aiutami, illumina la mia mente e il mio cuore, che io bada a me stesso. Amen. Perché voglio mantenere ferma la salvezza che tu mi hai dato. Non voglio perderla. Vogliamo alzarci in piedi, gloria al Signore.